Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Sabotaggi, minacce verbali, l'esplosione di 2 colpi di pistola e il piano per un attentato dinamitardo. Queste le azioni messe in atto dal titolare di un'agenzia di onoranze funebri di Sortino nel Siracusano contro un'impresa concorrente. I carabinieri del nucleo investigativo, del reparto operativo di Siracusa e della compagnia di Augusta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per 5 persone accusate di illecita concorrenza con minaccia o violenza, tentata estorsione e porto di arma da fuoco. Tutti i reati sono aggravati dal metodo mafioso. Sarebbero arrivati a legare a letto con del nastro adesivo un anziano, peraltro con problemi psichiatrici, e lo avrebbero pure umiliato ed insultato. È uno degli episodi più gravi al centro di un'inchiesta dei carabinieri del NAS su presunti maltrattamenti anche ai danni di altri ospiti della casa di riposo, la casa di mamma e papà di via Empedocle Restivo a Palermo. Sono 3 gli arrestati: il gestore della struttura Giuseppe Guercio di 60 anni, suo figlio Daniele di 34 e una dipendente Antonia Vinciguerra. 700 kg di lampughe, pesce noto come capone, sono stati sequestrati da ispettori della Guardia Costiera di Catania ai mercati agroalimentari Sicilia. Erano in mezzo a un frigorifero senza la giusta documentazione che ne attestava la tracciabilità. Al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.500 euro. Tutto il pescato, posto sotto sequestro, dichiarato commestibile dopo l'ispezione sanitaria dei medici veterinari dell'ASP di Catania, è stato devoluto al banco alimentare. Sono sbarcati a Lampedusa 48 migranti, tra cui 14 minori. Sono stati soccorsi da una motovedetta della Guardia Costiera mentre navigavano su un barchino di 7 metri. Gli stranieri, originari di Camerun, Chad, Costa d'Avorio, Guinea, Mali e Sudan, hanno detto di essere partiti dalla Tunisia. Ieri su 10 diverse imbarcazioni erano arrivati sull'isola siciliana in 502 al Collasso, l'hotspot di Contrada Imbriacola, che al momento ospita 1.437 persone a fronte di una capacità massima di 389 posti. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.